Siamo con Andrea Marina e Francesco Monni, protagonisti di questa partita della Ichnos contro la capolista Folgore. Insomma, sembrava una partita molto difficile, alla fine ve la siete cavata alla grande, no? Andrea? Sì, era una partita molto difficile, però ci siamo comportati bene, siamo riusciti a difenderci con forza e con voglia, grinta, e abbiamo portato a casa un pareggio importante. Anche se non influenza più sulla nostra classifica, però abbiamo fatto una grande prestazione. Avete rischiato anche di vincerla, vero Francesco? Sì, alla fine le tenti tutte, il palo, l'azione con un altro compagno, le tenti tutte alla fine, anche con la prima in classifica, anche come ha detto Andrea, la classifica non ci ha aiutato, ma anche con la prima in classifica è bello andare a vincere. Questi orgogliosi hanno portato tanta garra, come dicono gli argentini, tanta grinta alla Ichnos, se ne aveva bisogno, no? Sì, alla fine sono un pezzo del nostro gruppo, un pezzo molto unito e hanno fatto molto gruppo. Siamo tutti contenti di averli qui con noi, soprattutto Andrea che è un bel portiere, anche oggi a porta inviolata, quindi esatto. Diciamo che la squadra era tutta nuova, soprattutto loro che venivano da un'altra categoria, da un altro tipo di squadra. Ci hanno aiutato a rimanere uniti e a formare un bel gruppo, e quindi a questo punto ci sta anche la classifica com'è, visto che siamo una squadra tutta nuova e tutta giovane. Certo. Andrea, qual è il portiere a cui ti ispiri? Buffon, vabbè. Sì. Hai cercato di ripetere il miracolo di ieri di Buffon nella partita contro il Milan, no? È un po' difficile, però Buffon è l'idolo di tutti e cerca sempre di imitare lui, pure. E invece del campionato di questo campionato, qual è il portiere che ti ha impressionato di più? Mi è piaciuto Farris, poi anche Ticca del Supramonte è un bel portiere, e poi un altro non, cioè ora come ora non. Quelli che ti ricordi, ecco. Invece Francesco, tu dei giocatori, quali sono quelli che ti hanno impressionato positivamente, delle altre squadre ovviamente, visto che... In questo campionato mi è piaciuto molto Giovanni Sedda del Gonone. Mi è piaciuto Vincenzo Melis del Mamoiada, che è un bel giocatore. Mi è piaciuto anche molto sempre l'altra punta del Gonone, Occhi Pinti e Mauro Calvio, che sono le punte che mi hanno entusiasmato di più, ma anche il numero 7 che adesso non mi viene il nome, dell'Unify, è un bel centrocampista, mi è piaciuto molto, però alla fine Giovanni Sedda dico che è quello più forte secondo me del campionato. Adesso per le prossime partite, poi prima delle vacanze, qual è l'obiettivo? Cercheremo di concludere il nostro campionato al meglio, senza prendere gol, da qui alla fine del campionato. E cercare di fare almeno quei punti che ci servono per ripartire nel prossimo anno. La salvezza è garantita, hanno eliminato anche la terza, quindi non c'è più problema. Quello sì. Però alla fine cerchiamo di, come ho detto, siamo una squadra nuova, in rodaggio, quindi era ovvio che non avremmo fatto un bel campionato, quindi per adesso il nostro obiettivo è uscire a testa alta e far vedere che siamo un bel gruppo e che magari... E che ve la giocate con tutte come oggi. Esatto, e mettere le basi per il prossimo anno. Benissimo ragazzi, complimenti per la prestazione di oggi e un grande in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Ciao. Comprate terrone di Argoso. Ciao. Grazie.